Erano da poco passate le 7:30 quando sulla strada metropolitana 57 a Staffolo di Torre di Mosto c'è stato uno schianto mortale, l'ennesimo. Coinvolte un'auto betoniera, un furgone e una bicicletta. Due le persone che hanno perso la vita nell'impatto erano all'interno del furgone. Si tratta di Vincenzo Viscardi, 44enne di Acerra in Campania, e Fayer Benedini, 19enne di San Daniele del Friuli. Secondo una prima ricostruzione, la betoniera avrebbe invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro il furgone che sopraggiungeva per evitare un ragazzino di 12 anni che stava attraversando sulle strisce in sella alla sua bicicletta. Il dodicenne stava uscendo da questa via interna, era appena partito da casa per recarsi a scuola come ogni mattina. Stava per attraversare sulle strisce pedonali come di consuetudine per poter percorrere la pista ciclabile dall'altra parte quando è sopraggiunta la betoniera, che a distanza di pochi metri ha impattato contro il furgone. A bordo c'erano 3 persone, le 2 vittime e una terza che è stata elitrasportata all'ospedale di Mestre in gravi condizioni, tutti colleghi di una ditta di Annone Veneto. Il dodicenne invece è stato portato con l'ambulanza a Treviso. Le sue condizioni, come racconta il fratello, non sarebbero critiche. La bici ha in 1000 pezzi, non so neanche, cioè non si può neanche riconoscere la bici. Le condizioni sembrano stabili e da quello che so mia mamma mi ha detto che gli stanno facendo un attacco. Mi ha anche sorriso quando l'ho incontrato. Illeso il conducente della betoniera. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e i carabinieri, sono giunte 2 squadre dei vigili del fuoco con autopompa da San Donà di Piave e con l'autogru da Mestre. La strada è rimasta chiusa fino alle 12 circa per consentire le operazioni. Sono 60 i morti sulle strade in provincia di Venezia nel 2021, secondo quanto riferito da ACI Venezia, che segnala tra le cause maggiori la distrazione, il mancato rispetto della segnaletica e la velocità. La fascia d'età più coinvolta va dai 30 ai 54 anni. Tra i comuni con più alta mortalità sulle strade ci sono Portogruaro, seguito da Venezia e Chioggia, Quarto d'Altino, Noventa di Piave e San Donà di Piave.